In Veneto, gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco dei Comandi Veneti nella notte di San Silvestro, dalle 20 di sabato 31 alle 8 del 1° gennaio per incendi riconducibili esclusivamente ai festeggiamenti, sono stati 51, 22 dei quali, il numero più alto, nella provincia di Venezia. La maggior parte di questi interventi ha interessato lo spegnimento di incendi nei cassonetti e nei cumuli di rifiuti. A Chioggia i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un incendio a un cestino dei rifiuti e a un cassonetto in via Zerlino. In via Zerlino è dovuta intervenire la squadra di Cavarzere in quanto due squadre di Chioggia con la cisterna si sono trovate impegnate nello spegnimento di un incendio a Rosolina Mare, dove sono andati a fuoco più cassonetti situati vicino a un'area verde sulla quale le fiamme si stavano cominciando ad espandere. Tutto sommato quest'anno è andata bene considerando le situazioni che si sono verificate altrove, a cominciare dal ragazzino di soli 10 anni che a causa di un petardo ha perso la mano, altri che hanno perso le dita e le centinaia di auto date alle fiamme, un bilancio di circa 200 feriti. Il massimo dell'idiozia si è però manifestato a Kiev, capitale ucraina, da 10 mesi sotto assedio. Qui gli spettacoli pirotecnici sono stati vietati proprio a causa dello stato d'emergenza agli scoppi ed esplosioni continui e devastanti. Ma un uomo, un 47enne, ha deciso di imbastire un proprio spettacolo pirotecnico personale. Ora rischia 5 anni di reclusione anche per disturbo alla quiete pubblica. Poco dopo lo spettacolo pirotecnico, un'ondata di droni kamikaze è stata lanciata sulla città sotto il suono delle sirene d'allarme.